Maria, ma qui a Vino VIP si beve solo? No. Allora, No? in questo momento ci stiamo Mangiando, degustando, perché anche questa è una degustazione, i formaggi del caseificio Pennar. Il caseificio Pennar noi lo conosciamo molto bene perché qualche anno fa siamo andati a fare un educational, come si usa dire in gergo tecnico, siamo andati a trovare proprio il caseificio e quindi in qualche modo noi ci avviciniamo. Life is never done by numbers, and that is all I know. You better. Allora Maria, dicevamo, si mangia anche a Vino VIP. E in particolare siamo qui a degustare cosa? Stiamo degustando i formaggi del caseificio Pennar, che sono deliziosi, e qui abbiamo proprio In the soft breeze of the morning, it's a night. Io sono Fiorenzo Rigoni, lavoro per il caseificio Pennar, rappresento anche il consorzio di tutela del formaggio asiatico. Parliamo di Asiago, ma non solo. Il Pennar produce Asiago DOP, prodotto della montagna, che ha un suo disciplinare particolare, più restrittivo, e produce anche un'altra trentina di formaggi particolari, tutti particolari. Parlavamo ad esempio di, penso che sia questo che vediamo in prima, questo qui, no? Sì, questo è un formaggio al latte intero fatto con i semi di cumino. È una stagionatura di circa 4 mesi, un fermento particolare, un fermento che non è come quello dell'Asiago, è una via di mezzo tra quello dell'Asiago e quello del Fontina come fermento. Quindi vediamo come in realtà anche nel mondo dei formaggi ci sia sempre una continua ricerca, sia nel campo dei prodotti sia nel campo anche del gusto. Assolutamente sì, ad esempio qui abbiamo portato una new entry che è il 7 comuni, un formaggio fatto a latte scremato, un 6 mesi di stagionatura, sempre latte crudo, lì stiamo parlando, un formaggio che ha riscontrato subito l'attenzione veramente degli intenditori. Quindi a questo punto noi per il prossimo step, oggi siamo qui a degustare in modo diciamo generalizzato questi formaggi, cercheremo di fare degli abbinamenti perché secondo me veramente la valorizzazione del cibo e ovviamente anche del vino o magari della birra può essere ancora di più spiegata in modo approfondito ai nostri spettatori con delle degustazioni. Assolutamente sì, siamo qui apposta, abbiamo già parlato con diversi qui espositori. Troveremo i vini e abbiamo già pensato ad alcuni abbinamenti veramente interessanti. Sì. Take my chances.